finanziamenti occulti che arrivano da paesi arabi importantissimi e ricchissimi. Alcuni di questi diciamo, pericoli sono stati scongiurati, qualcosa è stato tagliato, però la guerra è ancora lunga, anche perché le centrali del terrorismo sono dentro una parte della cultura del mondo arabo, una parte, sia chiaro, una parte, e sappiamo che alcuni finanziamenti, anche se poi questo non si riesce mai a dire in modo pubblico, dimostrato, arrivano da importantissimi paesi arabi che comunque stanno benissimo e che fanno affari con l'Occidente, da una parte fanno affari con